Il mostro divoratore di Antonio Square. È un treno, quello del binario 2 della stazione di Molfetta, quello da cui partiva il Lecce-Milano. Forse l'immagine del treno che divora non è mia. Forse avrò sentito qualcosa di simile da mia madre, una delle tante volte, troppe, che siamo andati alla stazione ad accompagnare mio padre che partiva. Gastarbeiter, lavoratore stagionale, carne da macello. La definizione non fa differenza. La differenza sta nella mancanza di chi, nella famiglia, rappresentava la forza muscolare, la sicurezza, la ponderazione, l'esempio da imitare. Uno che aveva il diritto di firmare la pagella di ogni trimestre e che immancabilmente ne saltava una, quella più importante, quella dove c'era scritto promosso. E meno male che lo spazio dedicato alla firma conteneva una comoda via d'uscita, firma del padre o di chi ne fa le leggi. Raccolta delle olive, campagna olearia e sporgatura. Dal tardo autunno all'inizio della primavera mio padre era a casa. Poi la Germania. Il treno non mi spaventava per la sua natura di mostro artificiale, come nel film dei fratelli Lumière, e neanche per la mostruosa potenza dei suoi cavalli nascosti, come nella locomotiva di Guccini. Era piuttosto una mostruosa creatura che ogni anno doveva cibarsi di calda carne umana, un rapinotauro di affetti, dai muscoli poderosi e cigolanti. La stazione era affollatissima. Ad ogni metro di banchina la stessa scena, risme di valigie ben assicurate con cinghie e corde sul lato corto e un gruppo di bambini che vi gironzolava attorno come per vigilarle. Appena dietro gli uomini, con la giacca appoggiata sulle spalle e la sigaretta accesa in bocca, costretti a frasi di circostanza per tacere quello che non potevano dirsi, che il treno sarebbe arrivato già stracolmo, che a Milano avevano poco tempo per la coincidenza, che ad attenderli a Francoforte, a Dortmund, a Stoccarda ci sarebbe stato Tizio, che forse avrebbero guadagnato tanti marchi allora. Non si partiva mai da soli. Un fratello, un parente, un amico, almeno un conoscente, un fiato era assolutamente necessario. Disposte a semicerchio dietro al nucleo delle valigie degli uomini c'erano le donne. Apparentemente intente a chiacchierare, scrutavano in realtà i volti di mariti e figli, pronte a condividere con gli uni e gli altri il senso del distacco imminente. Non c'era spazio per pietose bugie. Fingere un viaggio di piacere faceva pugni contro ogni apparenza, contro ogni logica e contro l'intelligenza dei bambini. Loro dovevano sapere, anche i piccoli dovevano sopportare il peso di un'esistenza che esigeva coesione e solidarietà. Sul binario 1 in alto, accanto alla cabina del capostazione, la campanella cominciava a suonare e preannunciava l'arrivo di un treno. Il solito ben informato si affrettava a chiarire che si trattava solo di un rapido in transito. Le mamme richiamavano vicino i bambini e il treno passava come un fulmine, senza dare il tempo di capire chi o cosa ci fosse dietro quei finestrini bianchi che si trascinavano dietro un vento gelido, come un alito di morte. Ma subito dopo la campanella riprendeva a tintinnare e questa volta era per noi. Gli sguardi erano tutti rivolti a destra, da dove, nel buio, presto si sarebbero potuti indovinare i due occhi del mostro. Era il momento dei saluti, perché dopo non ci sarebbe stato tempo. Prima gli anziani, le nonne e zie, poi i bambini,
con la raccomandazione obbligatoria e scontata a comportarsi bene e ad ubbidire alle mamme. Infine un fugace e pudico bacio sulle labbra alle mogli. Mentre il treno non era ancora del tutto fermo, ecco che il più agile saltava sul predellino, apriva la porta, occupava i posti dello scompartimento e abbassava il finestrino, pronto ad accogliere le valigie che dopo pochi istanti sarebbero state sollevate e farvele passare. Adesso bisognava salire, passare subito nello scompartimento e affacciarsi a salutare e sentirsi dire di scrivere subito, mentre il fischio del capostazione diceva che era già tempo di rassegnazione. Durante il ritorno non c'era la frenesia dell'andata, perché si sa, il treno non aspetta, ma c'era comunque la fretta di lasciarsi dietro l'esperienza del distacco. Ormai era cominciata la dimensione ansiosa ed ansiogena dell'attesa, di 2 lettere a settimana e di un vaglio al mese. L'umore della casa dipendeva da quelle lettere, che adesso saranno andate perdute. Un giorno qualcuno scriverà una storia dell'epistolografia popolare, quando con "io sto bene e così spero di te" si poteva tramutare l'ingenuità in contentezza e la paura in serenità. La lettera riempiva lo spazio tra partenza e arrivo. La parola emigrante non l'ho mai sentita pronunciare nell'ambiente di noi emigranti. La parola emigrare dà l'idea di chi deve sempre andare, di chi non si ferma mai, di un nomade. Chi parte, invece, lo fa perché prevede un ritorno, quasi sempre almeno. Con l'eccezione di Antonio, il nonno materno, che ha lasciato la famiglia ed è restato per sempre a Buenos Aires, o di Michele, uno zio, partito 30 anni in treno per la Germania e ritornato a casa in un furgone funebre, ucciso da una fabbrica che non aveva ancora imparato a conoscere. Il mostro ha divorato e ha sputato pezzi della mia famiglia in Australia, in Argentina, in Venezuela, negli Stati Uniti, in Germania, in Belgio, a Milano e a Taranto. E un pezzettino sta pure a Catania.